Faccio un plauso ai miei ragazzi che sera hanno messo veramente l'anima in campo. È stata una bella partita, combattuta, sicuramente da ambo le parti mancavano alcuni giocatori importanti, però era una vittoria per noi fondamentale per sperare ancora nei playoff, quello che è l'obiettivo di quest'anno a cui puntiamo. La squadra comunque c'è, la squadra quest'anno c'è. Come ci ho detto in altre interviste, se la squadra è al completo, stasera ci mancano 6 giocatori, come a loro, già lo ripeto, come a loro. Se la squadra è al completo, come dici tu, ce la giochiamo con tutti, possiamo vincerla, possiamo perderla, ma ce la giochiamo con tutti. Purtroppo in questo periodo tutte le squadre hanno problemi per i giocatori, quindi noi cerchiamo di andare avanti, ripeto, puntiamo ai playoff, però partita per partita, non vogliamo fasciarci la testa se perdiamo una partita o ne vinciamo un'altra. In questo momento ci sta andando tutto quanto bene, speriamo che ritornino i giocatori importanti a cui mancano, ma questi di stasera non possono, hanno dato tutto e sono molto contento. Ci sono giocatori nuovi che hanno dato proprio il massimo e sono contento di come è andata e come sta andando.